No, I'm not a writer. Ok, allora sei sulla GoPro, la solita GoPro Hero 4 Black, non hai il microfono, non hai lo stabilizzatore, perché ho fatto il reso ad Amazon di tutto, perché niente, io ho visto la macchinetta dei miei sogni, che è la Sony RX5 Mark IV. Vado a prenderla domani a Brescia e ho trovato un bel affarone, alla fine me l'hanno fatta a 500 euro, però ho trovato a vendere anche la mia reflex, ho fatto il reso di ste robe qua e insomma spererei di vendere anche la Nikon S9007, anche perché insomma sarebbe un po' un doppione, diciamo, e perché ci tenevo tanto a trovare una macchinetta fotografica che mi facesse da tutto, quindi sì fotografia, sì i video, modalità selfie. Questa ha il monitorino che si gira, quindi vado bene anche a vedermi quando mi sto riprendendo, no? E fa di quei video al rallenti, vedrai che roba, è una roba mostruosa, mostruosa, qualità video pazzesca, l'ho vista, è una roba incredibile. E niente, è abbastanza tascabile, hai capito? E quindi so che me la porterò sempre dietro. Sì, perché alla fine è successo con la reflex, bella, tutto quello che vuoi, di quelle foto da paura, però tra il discorso reflex, cavalletto, gli obiettivi non me la portavo mai dietro, cioè la usavo giusto qualche volta quando mi fermavo nel camper per fotografare qualcosa vicino al camper, hai capito? E quindi preferisco di gran lunga avere una compatta anche per il discorso furti. Se devono entrarmi qua dentro ovviamente il CP è con me, ma voglio dire, se mi entrano qui dentro io mi porto via il Surface, il portafoglio e la compatta, cioè cosa mi rubano, hai capito? Cioè il drone vabbè, ma ok, per dire, non è roba da chissà quanti soldi, ecco, che mi ciullano. Quindi è anche una bella tranquillità, insomma, ecco, la GoPro ovviamente la tengo perché mi serve per il drone, le riprese subacquee, oppure magari la posso anche attaccare in bici, in tante altre cose. Io intanto sì, ho restituito quasi tutto, sì, anche il faretto ho restituito, sì, sì. Sì, che poi vedi alla fine, cioè la maggior parte dei miei video con tutta l'attrezzatura, a parte reflex e l'altra Nikon, lasciamo perdere quelle, ma con tutta l'attrezzatura e la GoPro alla fine se tu vedi, io ero la maggior parte dei video, un 80% se non di più, sono senza il microfono, o comunque col microfono faceva da cagare che gracchiava, e senza lo stabilizzatore, cioè capisci che era essenziale insomma per fare i video. Nell'altra è già integrato, quindi niente, te l'ho voluto anticipare. Avrei preferito finire un po' tutti i video, no? Perché era ancora una fracca. E vabbè, e dopo niente, adesso domani mattina lavoro ovviamente, poi vado a trovare mia nonna dove c'è il CP, prendo sul CP e partiamo. Oh, ti dita nonna e passa il nonno in bici, guarda. Sì, non il nonno menono, però un nonno comunque. Buono, cazzo. Vabbè, insomma, partiamo subito. Ovviamente ho visto vari video, non tanto quelli fatti dai professionisti, se no cadevo nella stessa fregatura che ho avuto con la reflex. Ma che appunto ottima per le foto, ma per i video, soprattutto in automatico, non mi andava bene. E ho visto i video appunto fatti da principianti, c'era serie chi li ha appena presi, fa sai, l'unboxing, le prove, no? Un po' la cacchia come d'altronde faccio io. e quindi e quindi ho visto che fa di quei video pazzeschi. Dai, non vedo l'ora che sia domani. Vedi, ecco, mi si è smorzato un po' l'entusiasmo, no? E qua continuiamo a parlare della mia psiche malata, perché allora io l'avevo trovata, no? L'avevo trovata qua a Padova, che sarà tipo 100 km da qua per capirci, no? E avevamo già contrattato il prezzo, 4,50, tutto quanto, io tutto contento, che bello, domani parto, ci qua. Porca puttana, ho sbagliato il modello, cioè dopo vado a leggere, per fortuna mi è venuto il dubbio, aspetta, vado a leggere, no, era la M3 non la M4 che volevo io. Alla fine niente, ne ho trovato un'altra, un ragazzo di Brescia, anche 2 batterie di scorta e niente, contrattata a 500, però appunto è la 4 e ha già le 2 batterie di scorta, insomma, quindi 3 batterie in totale. La 5 non valeva la pena, ho visto, cioè chiaramente è migliore, no? Però vedendo le video recensioni, i test, ha un autofocus leggermente migliore, ma tutto il resto è identico, quindi non
non vale assolutamente i soldini che costa di differenza. Beh, tanto alla fine per la GoPro, per vedere i risultati, cioè come inquadra, ce l'ha per il telefonino, quindi no, guarda, va bene così. Aspetta che sono curioso, vediamo se si può metterla sotto un power bank. Vediamo. Ah no, aspetta, la GoPro ha il cavo quello vecchio, fermo là. Questo vedi il mio vecchio power bank. Ci tacchiamo un USB tac ed ora quello alla GoPro, vediamo 3, 2, 1. Oh, sì, sta ancora funzionando. Anche bene, funziona anche in carica. Bene, cazzo. Molto bene, molto bene. E così gli ho alzato gli ISO a 6004 e ho aumentato, oddio, non so se si dice esposizione, comunque ho aumentato la luce a +2, sai che si può andare a scale di 0,5 da -2 a +2, quindi la luminosità è il massimo. Tieni conto, adesso sono le 8:20 di sera, siamo fine agosto, quindi insomma vedo dal monitorino che si vede egregiamente bene. Però appunto insomma questa la terrò come camera secondaria. Guarda te, se nei distributori di sigarette devono vendere per forza le cartine da droga. Almeno quando vado nel bar e dico un pacchetto di Smoking Brown, la signora mi dà quelle lunghe e dico no signora, quelle sono quelle da droga, no? E allora lei ci rimane anche un po' cosa, io la roba della droga, no? E qua non posso prendere per il culo nessuno, porca troia. In più devo stare anche qua a scartabevetrare il niziol qua, il lenzuolo, lenzuolo. Continuano i corsi di Veneto a livello pro. Dove sei Yuri? Adesso devo trovarmi con l'Alessia dopo, no? Però è presto. Però intanto io mi sono avvicinato, sono tipo in mezzo agli autobus, sì, in mezzo a una strada praticamente. Vabbè, ma tanto comunque sono a casa, quindi cosa mi cambia, insomma. Nel caso in cui un panorama non dovesse piacermi, io tiro giù le tende e via, capisci? Quindi qualsiasi posto. Io credo che domani dormirò tipo fuori da un ristorante, che è il tipo che mi vende la macchinetta mi ha dato quel parcheggio lì, proprio perché dopo la mattina voglio svegliarmi, prendere il caffè e via subito provare la nuova bestia, la nuova macchinetta. Non vedo l'ora, sì. Cazzo che siamo anche strapieni di zanzare qua, è una roba indescrivibile. Adesso il Veneto ha lasciato una specie di stato di emergenza, passami il termine, chiamiamolo così, quindi in teoria verso settembre così dovrebbe esserci una disinfestazione pesante, quindi o moriamo per le zanzare con la febbre del Nilo o moriamo per il pesticida, quindi in un modo o nell'altro il Veneto muore sempre, porca troia. Beh, che poi io credo sto video lo vedrai dopo ottobre, perché ho già 20 video pianificati, no? Che quando ero un po' in ferie, un po' in giro, ero rilassato, ho fatto una fracca di video e ne ho più di 20 già in coda, tutti pianificati, però la programmazione finisce ad ottobre, quindi sì, quelli con la macchinetta nuova li vedrai dopo ottobre, anche perché devo ancora finire di montare la Francia, quindi porco cane. Dopo la Francia però diciamo non ho più fatto video, se non magari delle brevi chiacchieratine così, ma molto brevi, niente di che insomma. Anche perché non voglio annoiarti e non voglio neanche riempirmi di 50.000 video alla fine inutili, perché sì vabbè ok, ti racconto sempre le giornate, la vita qua come funziona, vivere in camper e tutte le piccole novità, però insomma bisogna darsi anche il giusto peso, no? In fondo le puntine, un canale sì che vuole essere un po' così easy, diciamo in un certo modo, no? Però sempre nel tema puntinesco, ossia noi andiamo a vedere i posti in giro, andiamo a scoprire i posti in giro, poi possono esserci gli amici, le tose, le cazzate, le battute, gli scherzi, tutto quanto, però diciamo sono quelle cose che arricchiscono e rendono un po' particolare il canale, ma il canale in realtà è appunto scoprire i posti più nascosti. Mi stanno rompendo un po' le balle anche i capelli lunghi adesso, no? Perché ho voluto provare, ok, però il fatto è che avendo i capelli lunghi, no? Cioè tutto questo va a cadere sempre sul discorso dello stile di vita che sto portando avanti, che comunque mi viene anche naturale, no? E avere i capelli lunghi fa sì che tu hai comunque una linea sempre definita, no?
quindi per cui sotto me li taglia l'Alessia. Ho preso una macchinetta da 15 euro, quindi me li ha tagliati già 2 volte, quindi andare dal barbiere per farsi dare una rasatina ai capelli minimo ti prende 15 euro, quindi mi sono ripagato la macchinetta e in più sono andato gratis una volta al barbiere, cioè anche se adesso la buttassi via per esempio ci ho guadagnato, cioè capisci, a volte tutte queste piccole cose che sono sempre cazzate, è vero, lo so, però la mia vita, questo mio stile, no, si sta costruendo con 1000 di queste cazzate, e 1000 di queste cazzate hanno fatto sì che ad esempio questo mese, macchina fotografica che comprerò domenica a parte, io ho speso tipo 220 euro. Io ho un'app nel telefono dove mi segno tutte le spese e così per curiosità poi ti dà anche i report dove li hai spesi, in che periodo, per la spesa, per la benzina, i bolli, assicurazione, tutto quanto, e io niente, sono dato 220 euro. E quindi ho detto, vabbè, 220 euro, comunque lavoro fisso, cioè posso permettermi di prendermi una macchinetta da 500 euro, insomma. Sì, che poi 500 euro, ti ho detto, ho venduto praticamente tutto. La reflex in teoria la vendo martedì sera e dopo ho fatto un reso di un casino di roba che non utilizzerò più nella GoPro, perché se uso quella, quindi forse eh sì, perché ci ho anche guadagnato alla fine, cioè in termini di soldini. Cazzo. E poi diciamocelo, un'altra cosa bella, passami il termine perché non mi viene altro, quindi lo ripeto, di questo stile di vita, di questa nuova vita, ecco, è il fatto di avere meno cose possibili, cioè, o comunque di trovare quello che dicevo sempre, quell'equilibrio, no? Perché sì, è vero, i soldini non mancano, ti voglio comprarti questo e quello, però vivi sempre nell'eterna paura dei furti che ti entrano, ti rubano questo, ti rubano quello, e quindi io con questo sistema, sembra una cazzata ma è per farti l'esempio, no? Di questa macchinetta tutto in uno, mi porto via, come ti ho già detto, nello zaino il Surface, la macchinetta, il portafoglio e ciao, cioè, resta poco da rubare, mentre lo stabilizzatore costava 200 euro, e il microfono 100 euro o di più, adesso non mi ricordo, no, 100 euro, e il monitorino e questo e quello, quindi insomma tante cose che 100 qua, 200 là, insomma avevano il loro prezzo e non potevo portarmele via. Idem la reflex non me la sono mai portata via, quindi anche là reflex, obiettivi e tutto quanto, insomma. Sì, mi dà anche la tranquillità il camper, perché è vero, per quanto io lo adoro, lo sento mio, è venuto per me, a parte ancora le tende da cambiare, bellissimo. Se me lo rubano dico ok, mi hanno rubato 4.500 euro di camper e vabbè, le modifiche che ci ho fatto abboniamole, tranne i pannelli, 1300 bomboloni e il frigo, 1500 bomboloni. Però vabbè, non si parla di robe di 20.000, 30.000 euro, capisci? E già là, vedi, col camper nuovo, cazzo, cioè sì è bello, è a casa, però dopo là sei sempre con l'ansia che te lo rubano, per carità, dopo ci metti tutti gli accorgimenti, l'antifurto GPS anche lì e tutto quanto, però insomma è un altro stile di vita, è un altro modo di vivere, ecco, lì volevo arrivare. Però insomma mi rendo anche conto che qua non si potrà andare avanti per sempre, insomma. Diciamo che non mi sento neanche tanto sicuro a girare magari col bombolone, cioè a girare, a usarlo tutti i giorni, magari l'altro a riscaldamento, cioè ha la bombola che viene usata solo per il frigo e per i fornelli e il riscaldamento è a gasolio. Certo, appunto, vabbè, l'acquisto deve essere fatto con calma, perché oltre al camper ci andrà una bella stecca di pannelli, perché per mandare avanti il riscaldamento a gasolio come cavolo fai, e batterie nuove anche lì. Dopo da vedere, insomma, si vive un po' sempre, come ti ho già detto, alla giornata e proiettati nel futuro. È quello la mia formuletta, cioè poniti degli obiettivi ma vivi nel presente. Quindi niente, stiamo su sto camper qua, finché non avrò i soldi sto da Dio, mi piace da matti, non mi lamento, dai. Una cosa che magari mi può alla fine sì, dai, la più importante è il fatto che quando c'è tanto vento, proprio le botte di vento forte, si spegne la stufa. In teoria nulla di pericoloso, c'è la termocopia, però un po' di puzzetta di gas esce perché il gas non bruciato, e comunque puoi restare al freddo, vabbè che dici ok mi sposto, vado da un'altra parte, però mettici il CP dentro, resta al freddo,
sì, perché vabbè, però insomma, se uno ha la possibilità di risparmiare con gli anni, riuscire a prendersi un bel camperino, così va. Poi del futuro, insomma, non è che posso prevederlo, hai capito? Quindi io sì, sto risparmiando per prendere il camper, anche lì un altro discorso, che non voglio fare il finanziamento, non solo perché ti rovina la vita, ma perché dici, se dopo cambio idea fra 2 o 3 anni, allora così ho modo di ponderare con la massima lucidità la realtà di queste mie decisioni, cioè il fatto che io voglio continuare per una vita o comunque per tantissimi anni a stare in camper, e chi lo sa, cioè io adesso col cazzo che voglio tornare a casa, io la casa ce l'ho ancora, è mia, però assolutamente no, già quando vado dall'Alessia, l'ho già detto, adoro quella ragazza, però stare a casa già no, proprio una roba, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non lo so, c'è anche un discorso di spazi, ne parlava anche il buon Thoreau quando all'inizio del suo libro di Walden spiegava un po' la meccanica psicologica che ci stava dietro all'abitazione per l'essere umano, che all'inizio era una sorta proprio di riparo, di nido, di guscio, ecco la parola più appropriata, di guscio, e da lì raccontava dei tipì, degli indiani, gli igloo, degli eschimesi, via discorrendo. Poi insomma, con l'andare dei secoli l'uomo si è sempre più convinto di aver bisogno di abitazioni più grandi, quindi più costose da mantenere, più difficili e tutto quanto. Anche quello è il succo un po' di quel libro, è molto, molto bello, te lo straconsiglio. E fino a poi integrare in questo vizietto che ha preso l'essere umano anche la necessità di avere determinati standard, non dico tanto qualitativi, ma di lusso, perché se tu noti anche adesso chi si fa la casetta nuova e devono avere la TV da 50 pollici e devono avere i mobili di un certo tipo, tutti moderni, la cucina, le piastre a induzione, questo e quello, ok, va bene, però cazzo sono lussi. Poi ragazzi, non lamentatevi, come diceva il Toro, porca puttana che c'è la crisi, che non arrivate a fine mese, cioè cazzo, vivete nel lusso, porca troia, Infatti anche lui si era costruito sta baracchina con i soldi di tot mesi che avrebbe speso uno studente universitario di affitto, e viveva della sua agricoltura, ogni tanto vendeva qualcosa giusto per pagarsi i libri, quelle cose lì, no? E diceva, porca puttana, io oltre al mio tempo ho tutto, ho la felicità, la soddisfazione materiale e non ho niente, cioè in termini di soldi non ho niente, no? E voi, porca puttana, avete infiniti più soldi di me e siete là che vi lamentate, vi disperate tutto il tempo. Ho detto, ma io del Toro, piuttosto che di altri mattacchioni, anche un po' più moderni, che stimo o comunque solleticano la mia curiosità, prendo solo un pizzico di ispirazione, cioè della serie, poi gestisco e rivivo, rielaboro questo tipo di avventura a modo mio. Cioè io comunque voglio il lavoro, voglio la tranquillità economica, però implementando il tutto a questo stile di vita minimal, che poi fa sì che tutti i soldi che tu hai o i vizietti che tu hai dentro di te li percepisci decisamente moltiplicati, perché ad esempio adesso i soldi che ho in banca, ok, non avrò tanto, adesso sono arrivato tipo 8.000 euro, ma perché risparmio più o meno 1.000 euro al mese, quindi però per me sono tantissimi, cioè se non avessi l'idea di cambiare il camper, quei soldi che ho sono tantissimi, perché non so come spenderli, non ho motivo di spenderli, capisci? Quindi sono veramente infiniti, e questo è quello che io volevo arrivare a fare. E la mia idea, appunto, come hai visto fino all'inizio dei video, era fare il finanziamento al contrario con questo camper. Vabbè, ci ho provato, è un camper adesso per me spettacolare, però no, non adatto per viverci tutti i giorni per tanti anni, insomma, ecco, purtroppo è così. Il discorso stufa e il discorso dopo di tutte le cose. L'Alessia, dai, ci aggiorniamo la prossima volta, tanto ti eri già annoiato.